Da una verifica dell'Ater di Venezia è emerso che alcuni inquilini non hanno più i requisiti per rimanere all'interno delle abitazioni popolari. Le disposizioni sono cambiate, come spiega il presidente Speranzon. C'è una nuova legge regionale, la 39 del 2017, che ci impone di ricalcolare tutti i canoni per i nostri inquilini. Prima venivano fatti dei controlli a campione, che comunque anche in passato hanno permesso di individuare delle persone che erano all'interno delle case popolari che non avevano titolo per rimanerci, solo che gli strumenti che possiamo utilizzare oggi per verificare il loro stato patrimoniale sono diversi rispetto a quelli del passato. In passato con la legge 10 chiedevamo sostanzialmente l'autocertificazione della loro situazione reddituale, per cui avevamo un controllo sulla loro dichiarazione dei redditi. Oggi abbiamo l'ISEE che ci permette invece di verificare anche i loro conti correnti e altri aspetti di natura invece patrimoniale. Dall'ISEE non si scappa dunque e ora queste persone hanno 24 mesi di tempo per lasciare l'alloggio. In alcuni casi non c'è dolo da parte delle persone che hanno insomma, una situazione ISEE molto lontana da quanto previsto dai limiti di legge, perché magari sono stati beneficiari di donazioni o di eredità nel corso degli ultimi mesi o degli ultimi anni. Il nostro obiettivo è quello semplicemente di recuperare gli immobili che sono attualmente in uso a persone che non ne hanno titolo, per poterli dare quanto prima invece a famiglie che i titoli per stare all'interno di una casa pubblica li hanno. Occorre una logica di buon senso, prosegue Speranzone, nella gestione degli alloggi pubblici. Noi speriamo che queste persone abbiano il buon senso nel momento in cui riceveranno la lettera di sfratto da parte nostra, di liberare quanto prima quelle abitazioni e restituircele.